Dopo la tragedia di Refrontolo e l'inchiesta sul presidente della Proloco, il mondo del volontariato è in rivolta e chiede una nuova legge. Corteo a Venezia. La frana di Cortina, rinviata domani la decisione sul rientro nelle abitazioni per le famiglie evacuate sabato, strada ancora chiusa, attesa per la riapertura. Su Colli Ugani e caccia al piromane che nel pomeriggio di ieri ha innescato 8 roghi, l'appello a chiunque abbia visto qualcosa di comunicarlo subito alle forze dell'ordine. Colpito al petto da una scheggia di una pietra che stava tagliando col flessibile, operaio di Scorzè perde la vita, l'incidente in casa, il corpo trovato dal figlio. Stava andando ad Eraclea a trovare la famiglia in vacanza quando in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto, a perdere la vita un 47enne di Oderzo, lascia 2 figli. Coppia di amanti diabolici scoperta dai carabinieri della stazione di Limena, i 2, entrambi italiani, si concedevano sessualmente a persone che poi venivano ricattate. 2 incidenti in A4, il primo alla Tisana tra San Giorgio di Nogaro, il secondo tra Porto Gruaro e San Stino, traffico paralizzato, code di 20 km. Il post di saluto a Napoli di una ragazza di Treviso diventa un vero e proprio caso, oltre 11.000 condivisioni su Facebook e migliaia di ringraziamenti in rete. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. In primo piano la rivolta delle Proloco, in migliaia questa mattina in corteo a Venezia, consegnate 10.000 firme al governatore Luca Zaia per una legge che tuteli il mondo del volontariato. Vediamo i dettagli nel primo servizio. Bandiere delle Proloco di tutta la regione, cartelli con la scritta "Io sono un volontario, non un assassino". Il corteo silenzioso delle Proloco, una volta raggiunto Campo Santomà, ha incontrato il governatore Luca Zaia per consegnare nelle sue mani le 10.000 firme contro la situazione normativa nella quale operano le associazioni di volontariato. È un appello accorato affinché il disastro di Refrontolo non diventi motivo di una caccia alle streghe. Dopo la tragedia del Molinetto della Croda dell'agosto 2014, in cui morirono 4 persone, sulle spalle della Proloco grava una causa di 2,5 milioni di euro e per il presidente Walter Scapol, presente anche lui alla manifestazione, grava l'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. E per lui è partita una richiesta di rinvio a giudizio che lo vedrà a settembre davanti al giudice delle indagini preliminari. Piena la solidarietà del governatore, questa situazione non è più tollerabile. Io sono venuto per questo in piazza, per ringraziarvi e per dire che questo principio non passerà per quel che ci riguarda. Noi vi diamo assistenza legale su questa partita, perché non esiste che perdiamo... La burocrazia, i processi, non vede l'ora che finisca tutto? Sì, diciamo, non vorrei parlarne, spero solo che finisca il più presto e si risolva nel migliore dei modi, ecco, solo quello. Rimane il dolore? Beh, sicuramente sì, perché io non dimentico che ho perso anche un consigliere in quella manifestazione là, cioè, sono morte altre 3 persone, sì, è stata una tragedia difficile da dimenticare, che ti segna per tutta la vita. Queste firme serviranno a cambiare le cose secondo lei? Ma non so se serviranno, ma noi dobbiamo lottare e cercare che le cose cambino, perché così noi non possiamo andare avanti. C'è troppa burocrazia, noi vogliamo la sicurezza nelle nostre manifestazioni, vogliamo rispettare le regole, ma vogliamo regole certe che oggi non ci sono. Ed ora la frana di Cortina, oggi nuovo sopralluogo dei geologi del CNR e dei tecnici per valutare la situazione. A scopo precauzionale si è deciso, almeno ancora per questa notte, di non far rientrare in casa gli abitanti che sabato erano stati evacuati dalle proprie case. Ancora chiusa intanto la strada per Auronzo, ma sentiamo tutti gli aggiornamenti in collegamento telefonico dal sindaco di Cortina. Si è ritenuto ancora per questo momento in via prudenziale di rinviare a domani mattina, visto che comunque segue a poche ore, quindi domani mattina alle ore 10 la riunione in prefettura e ogni decisione. Comunque è questione solamente di ore, perché c'era comunque la necessità di affiancare al rientro degli evacuati anche un piano di emergenza che domani verrà perfezionato
proprio in sede della prefettura. Per quanto riguarda la viabilità, quando pensate sia possibile riaprire la strada? Ecco, anche di questo si è discusso, infatti c'era il rappresentante di Veneto Strade, perché ricordo che la competenza non è comunale ma la competenza di Veneto Strade, quindi sono loro i gestori della strada, quindi sono loro che prendono le decisioni. Anche questo verrà portato all'attenzione domani sul tavolo in prefettura. Comunque la strada è comunque stata liberata, solo una questione che è stata chiusa per permettere la lavorazione dei mezzi che stanno sgombrando, diciamo, le strutture e la pulizia dell'alveo del fiume. Comunque ritengo che questa probabilmente nella giornata se non è domani pomeriggio, nella giornata di giovedì dovrebbe essere comunque permesso il passaggio del traffico. Ed ora andiamo sui Colli Euganei, dove caccia il piromane che nel pomeriggio di ieri ha innescato ben 8 roghi. Sentiamo. 8 roghi innescati tra le 2 e le 3 del pomeriggio tra Este e Baone. I Colli Euganei hanno vissuto un pomeriggio di paura e dopo la paura dei residenti e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ora sui Colli Euganei è il momento delle indagini. Noi abbiamo già capito le modalità del piromane e quindi gli stiamo sotto, quindi l'importante è sapere che noi stiamo già attuando tutte le nostre repertazioni, metodi delle evidenze scientifiche. Non vogliamo incendi di cui le cause siano dubbie e i colpevoli siano ignoti, vogliamo gli incendi con cause certe e colpevoli presi. Il rogo di dimensioni maggiori è stato quello in località Calaone sul Monte Cero. La scena del crimine è passata al setaccio. Nonostante la sua furia devastatrice, un incendio può raccontare molto anche su chi l'ha appiccato. I militari in questo momento stanno individuando quelle che sono le tracce che il percorso delle fiamme ha lasciato indelebili sul terreno, nel quale effettuare delle ulteriori indagini per ricercare il punto di inizio incendio. Sia da Este che da Baone è stato lanciato un appello: chi ha visto qualcosa si faccia avanti. Da quello che ci dicono sembra sia stata un'automobile dalla quale sono stati lanciati questi inneschi. Aspettiamo che ci sia qualche segnalazione. Sono rimasto anche molto impressionato perché sono andati proprio a colpire anche nelle vicinanze delle abitazioni. Questo mi ha lasciato, diciamo, un forte sentimento di negativo, ecco, per ciò che ho visto. Ed un altro incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Torri di Quartesolo, nei pressi dell'autostrada A31. Le fiamme sono divampate nel campo di un maneggio, estendendosi subito al pendio che porta al piano del tratto autostradale. I pompieri di Vicenza, intervenuti con 3 automezzi e 9 operatori, hanno attaccato il rogo dall'alto lungo il tratto autostradale e dal basso, partendo dal maneggio, riuscendo quindi a controllare le fiamme. Le operazioni di bonifica sono terminate dopo circa un paio d'ore. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Ed ora proseguiamo con la cronaca, andiamo a Scorzè, dove un uomo che stava tagliando delle pietre con un flessibile è rimasto ferito al petto da una scheggia e ha perso la vita. Sentiamo. Un anziano residente in via Tito Speri a Scorzè è deceduto questa mattina per colpa di un profondo taglio all'altezza del petto. Il 61enne Franco Tosatto è morto a causa di un'estesa emorragia che sarebbe stata la base del decesso. L'incidente pare sia avvenuto mentre l'uomo utilizzava una sega che, roteando, ha scagliato schegge ovunque nella stanza in grado di uccidere. A lanciare l'allarme verso le 10 è stato uno dei 2 figli dell'uomo, che ha trovato il padre a terra nel garage della loro abitazione. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto è stato anche chiesto l'intervento dei carabinieri, che hanno effettuato un accurato sopralluogo per stabilire la dinamica dell'accaduto. La salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria, cui spetterà il compito di far luce sulla vicenda. L'ipotesi più accreditata al momento è che possa essersi trattato di un tragico incidente domestico. Ora solo l'autopsia sarà in grado di fornire ulteriori elementi per chiarire la vicenda. E tragico schianto ieri sera ad Eraclea, a perdere la vita un autotrasportatore di Oderzo. Eravamo al mare e
quindi doveva andare a fare delle commissioni a casa e poi la sera stava tornando da noi e non è più arrivato. Si è schiantato in moto mentre stava raggiungendo la moglie per festeggiare l'anniversario di matrimonio. Un destino terribile per Luigi Stradiotto, 47 anni, cognome storico nel settore dell'autotrasporto. Ieri pomeriggio ha lasciato la sua casa di via Pantano, poco distante dal collegio Brandolini, per raggiungere la famiglia al mare. Lì ad attenderlo, oltre ai figli, la moglie Maura, con la quale avrebbe festeggiato oggi 19 anni di matrimonio. Un viaggio come tanti verso Caorle, ma questa volta in sella alla moto che aveva rispolverato da poco. Da qualche anno che ce l'aveva, però non la usava più, solo da 3 settimane l'aveva rimessa in uso per poter venire al mare a trovarci più spesso. L'incidente è avvenuto intorno alle 20:30 lungo la provinciale 54, una delle più trafficate durante l'estate, all'altezza di stretti di Eraclea. Stando alle testimonianze dei presenti, Stradiotto avrebbe perso il controllo invadendo la corsia opposta per poi cadere rovinosamente sull'asfalto. Decesso immediato per l'uomo, soccorso dai passanti e successivamente dai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Nessun impatto con altri veicoli, un particolare che avvalorerebbe l'ipotesi di un malore improvviso, ma che solo l'autopsia prevista nei prossimi giorni potrà confermare. Un punto, quello dell'incidente, tristemente noto alle cronache. In meno di 3 mesi sono già 3 i decessi per schianti accaduti in zona. Oggi è stato il giorno della disperazione per la famiglia e quanti conoscevano Luigi Stradiotto, un uomo ed un padre che la moglie ricorda così. Un uomo meraviglioso, un padre, un marito esemplari, come al giorno d'oggi penso ce ne siano pochi. Un gran lavoratore, dedito alla famiglia, in tutto per tutto. Cronaca ancora dal padovano, amanti diabolici circuivano le proprie vittime, poi le ricattavano in manette, marito e moglie. Sinti, sentiamo. Vuoi che la tua famiglia sappia cosa hai fatto? Un ricatto subdolo che durava da anni e che stava esasperando le vittime a tal punto da non farle più uscire di casa. Una coppia Sinti è stata arrestata per estorsioni. 2 amanti diabolici erano specializzati in ricatti sessuali. Marito e moglie bazzicavano nella zona industriale di Limena. Qui adescavano ingenui clienti. La donna si offriva loro gratuitamente e dopo aver consumato il rapporto si presentava al marito a chiedere denaro. Subito dopo aver avuto il rapporto il marito andava con fare minaccioso pretendendo del denaro. Questo si ripeteva per diversi mesi, paventando la possibilità che la moglie fosse rimasta incinta, cosa che non era assolutamente vero, e da lì nasceva proprio queste estorsioni che si proseguivano nel tempo fino ad arrivare anche a distanze di diversi anni. La coppia continuava poi con pressanti richieste di soldi, minacciando di raccontare tutto alla famiglia o alla moglie del cliente. Tornavano dopo qualche mese raccontando che la donna era incinta e che aveva sostenuto spese mediche per abortire, e così spremevano le loro vittime che consegnavano soldi e gioielli. Le consideravano dei veri e propri bancomat, tant'è che periodicamente andavano da loro per riscuotere del denaro, e in una delle 2 occasioni si sono presentati a distanza di 4 anni. Per il momento sono 2 i casi di ricatto accertati nei confronti di un 40enne e di un 56enne di Padova che, esasperati, si sono rivolti ai carabinieri, ma la lista delle vittime potrebbe essere molto più lunga. I 2 amanti, Ivano Casalgrande e Pepita Cussadiè, intanto sono finiti in carcere con l'accusa di estorsione. Cambiamo pagina, ora andiamo a Venezia perché i problemi del centro storico veneziano, che in questi giorni occupano le cronache nazionali ed internazionali, potrebbero essere risolti a costo zero, secondo il presidente della regione del Veneto, Zaia, che torna ad invocare un intervento legislativo del Parlamento. Venezia, preda di una microcriminalità che la fa da padrona e assurda ormai a simbolo internazionale di degrado. Non un buon biglietto da visita per il Veneto, e anche il governatore Luca Zaia interviene nel dibattito di questi giorni per appoggiare la tesi già espressa più volte dal sindaco Luigi Brugnaro. Con le leggi attuali è impossibile mettere in campo qualunque intervento efficace. Lo dico da molto prima che diventasse una battaglia di Brugnaro, ricorda Zaia. Non servono più soldi, ma leggi diverse per permettere alle forze dell'ordine di contrastare davvero queste situazioni.
Io penso che a costo zero se inasprissero le pene, se ci dessero la certezza della pena, quindi andare in galera e starci lì, se facessero in modo che avessimo la legittima difesa e se facessero il quarto punto, il quarto articolo di questa legge a costo zero, di dare mandato alle forze dell'ordine di fare il loro mestiere e non di girare col galateo invece che girare col codice penale, molti problemi si risolverebbero. I comuni, riconosce Zaia, al momento non hanno strumenti sufficienti per far fronte ai problemi della sicurezza in maniera definitiva, ma quelli che hanno, ammonisce, vanno usati correttamente e questo non sempre avviene. Poi, come dico io, in generale i sindaci, ma non parlo di Brunello, parlo in generale, i vigili urbani utilizziamoli non per mettere le multe con l'autovelox, ma per controllare il territorio, per controllare i documenti, fare verifiche, insomma anche questo serve. E restiamo a Venezia perché il Patriarcato ha disposto alcuni significativi potenziamenti della sicurezza della Basilica e del Campanile di San Marco. Guardie private ingaggiate dal Patriarcato per sorvegliare gli ingressi della Basilica e del Campanile di San Marco. I nuovi vigilantes sono già operativi dall'inizio di questa settimana. A darne notizia il primo procuratore della Basilica, Carlo Alberto Tesserin. Siamo grati alle forze dell'ordine per il loro quotidiano lavoro di presidio della piazza, puntualizza, ma per ovvi motivi non possono occuparsi soltanto della chiesa. Per questo abbiamo deciso di assumere 2 guardie giurate che controlleranno gli accessi a Basilica e Campanile, affiancando il personale di servizio. Naturalmente la legge non consente loro di arrestare nessuno, ma possono perquisire gli zaini dei visitatori e negare l'ingresso a quanti a loro giudizio potrebbero costituire una minaccia. La loro presenza, conclude Tesserin, può quindi essere un efficace deterrente contro eventuali malintenzionati. Un nuovo piano per la sicurezza della Basilica è inoltre stato commissionato al Politecnico di Torino, che ha una specifica e consolidata esperienza nel campo. Fino a quando gli studiosi non avranno predisposto il piano è stata congelata l'ipotesi, circolata nei mesi scorsi, di installare tornelli all'ingresso. Un potenziamento del sistema informatico consentirà invece di sapere in ogni momento il numero esatto di persone che si trovano all'interno della chiesa. Un 30enne marocchino è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri di Peschiera del Garda. Nella notte tra domenica e lunedì si era introdotto nel bar del paese svuotando il fondo cassa e rubando lo stereo. Subito dopo è uscito, ha attraversato la strada ed è tornato nella sua stanza nell'albergo di fronte al bar, dove era ospite come un turista qualsiasi. L'uomo però non è passato inosservato ai dipendenti del bar, che lavorano anche nell'hotel in cui era alloggiato. Quando i carabinieri hanno mostrato loro le immagini delle telecamere di sicurezza, hanno subito riconosciuto il cliente, che proprio con i soldi rubati nel locale aveva saldato il conto dell'albergo. Altra giornata da dimenticare quella di oggi lungo la A4 per una serie di incidenti. L'ultimo è accaduto nella tarda mattinata tra Portogruaro e San Stino di Livenza, ha coinvolto alcune auto. Una persona è rimasta ferita. Per questo incidente si sono formati 13 km di coda in direzione Venezia, poi saliti a 20 nel primo pomeriggio, e questa mattina intorno alle 7:30 l'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Anche in questo caso si sono registrate lunghe code che hanno toccato i 7 chilometri. Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. Il governatore Zaia è ritornato questa mattina sulla volontà appunto di riaprire la commissione. Sentiamo. Le associazioni dei risparmiatori rovinati dal crack delle banche venete hanno incontrato in mattinata il governatore Luca Zaia a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. Tra le loro richieste un finanziamento da parte della regione per l'accesso agli atti dell'inchiesta sul fallimento di Popolare di Vicenza. La cifra per poter vedere questi documenti è infatti proibitiva, circa 75.000 euro. Questa nostra richiesta è stata subito accettata e quindi da parte della Regione c'è la massima volontà la piena volontà di far utilizzare questi soldi. Addirittura verranno stanziati adesso a breve 13.000 euro di acconto. Oltre a confermare la disponibilità, riferisce Miatello, il governatore ha dichiarato la sua volontà di far riaprire la commissione d'inchiesta del Consiglio regionale sulla vicenda delle due banche, i cui lavori in passato si erano arenati a causa dell'impossibilità di accedere alle informazioni. Ora le cose sono cambiate, il lavoro della commissione potrebbe essere fondamentale. Visto che adesso ci sono le prove di quello che è successo, in modo da fare pressione per la commissione parlamentare a Roma.
Tutte presenti all'incontro in Regione le associazioni di risparmiatori hanno finalmente unito le forze e manifesteranno tutte insieme a Roma il prossimo 4 ottobre, giorno di San Francesco. Per ringraziare il governo degli impegni, se li ha mantenuti. Se non li ha mantenuti entro il 4 ottobre noi pretenderemo quegli impegni. Dopo il rifornimento di carburante a Selvazzano, Mario Balotelli sfreccia in autostrada con la sua Ferrari e si becca una multa. Sentiamo. A torso nudo era stato immortalato mentre stava facendo rifornimento di carburante in un distributore di Selvazzano. Poche ore dopo Mario Balotelli è stato fermato dalla Polstrada Vicentina al distributore della stazione di servizio di Limenella. Gli agenti lo avevano visto sfrecciare a 200 all'ora con la sua Ferrari gialla, che di certo non passa inosservata tra Padova Ovest e Grisignano, e lo hanno inseguito. Per il calciatore e il fratello, che invece guidava una Lamborghini, è scattata una multa salata e la decurtazione di 5 punti della patente. Dopo quel passaggio al distributore di Selvazzano, di ritorno da Jesolo, la serata dei fratelli Balotelli era proseguita sempre in Veneto in una pizzeria tra Padova e Vicenza. Il calciatore del Nizza, poche ore dopo la notizia, ha pubblicato un video sui social network smentendo tutto, dicendo di non aver mai preso nessuna multa, e attacca i giornali. Ed ora l'economia, perché continua la polemica sulla obbligatorietà dell'uso del bancomat per tutti i commercianti ed artigiani. Sentiamo. Abbiamo chiesto l'azzeramento di quelle che sono le percentuali per la transazione. Se le banche vogliono diffondere questo tipo di strumento, che azzerino o diminuiscono ai minimi termini quelli che sono i costi per usare questi strumenti. Come dire, basta penalizzare i soliti noti, chi lavora insomma. Deciso il direttore di Confcommercio Vicenza Ernesto Boschiero sulla questione dell'obbligatorietà del bancomat, altrimenti scatta la multa. Altro che multa, la richiesta sacrosanta in tempi di crisi la fanno i commercianti direttamente alle banche. Si chiede a Roma di obbligare le banche a abbassare i costi, perché in realtà è la storia tutta all'italiana. A pagare per la diffusione della moneta elettronica sono in questo caso i commercianti e non gli istituti di credito, che ne traggono il vero vantaggio. Di fronte ai consumi in caduta libera degli ultimi anni, cui si sommano la crescita delle spese e una pressione fiscale ormai stabile al 43%, questo ulteriore balzello è la classica goccia che fa traboccare il vaso. Il costo della transazione supera, non dico supera, però molto spesso ne porta via una fetta di metà del guadagno dell'operatore. E possiamo fare anche degli esempi concreti, per esempio sono legati al mondo dei distributori di carburante. Nel momento in cui vado a fare benzina, il margine dell'operatore è bassissimo. Un distributore di benzina prende 3 centesimi ogni litro che vende. Pagando col POS quanto si porta a casa questo distributore? Su 3 centesimi la metà va, diciamo così, alla banca, che ovviamente gestisce la transazione attraverso questo strumento. La domanda sorge spontanea: perché questa obbligatorietà? Beh, tutto viene tracciato con questo tipo di passaggio, quindi un ulteriore strumento da chi opera contro l'evasione, per comunque verificare quali sono i conti di ogni singolo operatore. Questa è la risposta ufficiale. In realtà i commercianti si fanno un'altra domanda: se bisogna rilanciare un paese e se bisogna cercare di venire incontro alle attività, perché questa ulteriore bastonata? Perché, siamo sinceri, si tratta tutt'altro che di agevolazione, velocizzazione dei pagamenti e sicurezza delle transazioni. Questi sono solo specchietti per le allodole e guadagni sicuri non per i lavoratori ma per le signore banche. 61 anni fa in Belgio la tragedia di Marcinelle, nella miniera in fiamme morirono anche 5 veneti. Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognieri, Ino Casanova di Montebelluna e poi Dino Della Vecchia di Sedico e Giuseppe Corso di Montorio Veronese sono i 5 veneti morti 61 anni fa nella miniera di Marcinelle in Belgio. Un disastro, la più grave tragedia mineraria nella storia d'Europa. È l'8 agosto del 1956 nella miniera del distretto di Charleroi, a 60 km da Bruxelles. Scoppia l'inferno, alcuni carrelli precipitano da un ascensore e tranciano
bruciano i cavi dell'alta tensione e le tubature dell'aria. Imprigionati nelle gallerie, bloccati dal fumo e dal fuoco, muoiono tutti gli operai del turno mattutino. Un bilancio pesantissimo, 262 le vittime, 136 erano italiani. Molti anni dopo il processo si concluse senza un colpevole, tutti assolti. Intanto la morte dei minatori è diventata il simbolo delle tante, troppe tragedie dell'emigrazione e del lavoro, quando i migranti eravamo noi, i nostri padri, i nostri nonni, costretti a spezzarsi la schiena nelle viscere della terra in condizioni di lavoro disumane. Oggi le commemorazioni in Belgio ed anche il Veneto ha ricordato le sue vittime. Quello che accadde nella miniera di carbone, ha sottolineato il governatore Zaia, rappresenta contemporaneamente un monito ed un ricordo che non si possono e non si devono cancellare. Il monito ad un continuo impegno per garantire maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, la memoria dei tanti nostri corregionali che furono protagonisti di un'emigrazione fatta di dignità, di senso del dovere, di rispetto, di legame forte con le proprie radici. Il post di saluto di Napoli di una ragazza di Treviso diventa un vero e proprio caso, oltre 11.000 condivisioni su Facebook e migliaia di ringraziamenti nella rete. Sentiamo. Che avevo la borsa tracolla e la giacca su con 30 gradi all'ombra e il macellaio mi fa: signori, ma che tiene freddo? E allora mi sono sentita proprio una stupida e ho detto: ma perché avere questo pregiudizio? Borsa a tracolla sotto la giacca nonostante il caldo torrido per paura dei borseggi. Quando è arrivata a Napoli 2 anni fa si sentiva come Bisio nel film Benvenuti al Sud, sbarcato in Campania con tanto di giubbetto antiproiettile. Valeria Genova, 32 anni, trevigiana doc, si è dovuta ricredere ed ora che il lavoro la costringe a lasciare il capoluogo partenopeo ha scritto una lunga lettera d'addio a Napoli, una lettera d'amore per la città, un post che in breve ha sbancato il web, 11.000 condivisioni, 24.000 mi piace e tantissimi cittadini che l'hanno ringraziata, alcuni addirittura proponendo la cittadinanza onoraria, una notorietà che in un primo momento ha lasciato perplessa la stessa Valeria. D'altra parte non mi stupisce, perché la gente di Napoli è così. E la cosa che mi fa tristezza è avere questo successo per dire delle cose che dovrebbero in teoria essere scontate, no? Cioè il fatto che prima di giudicare bisogna vivere una città. Se il post di un'anonima veneta 32enne ha scatenato tutto questo, vuol dire che c'è bisogno di rompere questi pregiudizi. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con la nostra prima serata, si parlerà di turismo questa sera a 20:10 con Marco Michielli della Confturismo Veneto ed Alessandra Magagnin del Consorzio Dolomiti Prealpi. Come sempre, in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Tempo buono nella prima parte della giornata, ma con il passare delle ore diventerà instabile sui monti e localmente anche sulle pianure. Scopriamo le aree interessate dai temporali con il nostro dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, al mattino, nel pomeriggio nubi in aumento sul Bellunese e sui rilievi del nord vicentino, dove saranno possibili anche locali rovesci e temporali. Prosegue il bel tempo soleggiato invece altrove. Temperature massime in aumento molto calde, comprese tra i 30 e i 37 gradi, minime più o meno stazionarie sui 19-23 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile, soleggiato su gran parte dei settori, un aumento delle nubi atteso sulle aree alpine, anche con locali rovesci e temporali, però a partire dalla sera. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 33 e i 37 gradi, minime attese tra i 21 e i 23 gradi circa.
Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo anche in questo caso sarà più soleggiato al mattino, ma poi peggiorerà con l'arrivo di rovesci e temporali sparsi in estensione da ovest verso est. Vediamo le temperature, le massime risultano essere stazionarie, comprese tra i 32 e i 33 gradi, minime attese sui 22-23 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati, sudorientali, localmente deboli da sud-est sul Golfo di Trieste. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia.